3 persone armate pronte a entrare in azione arrestate dalla squadra mobile della questura di Pordenone a Saonara, in provincia di Padova. Alberto Commisso con il questore di Pordenone, polizia che ha operato. Stanno per rapinare un istituto di credito della provincia di Padova, interviene la polizia di Stato di Pordenone e sventa questa rapina, arrestati 3 italiani. Ci racconti i dettagli dell'operazione? Le persone che si apprestavano a fare questa rapina erano state precedentemente notate e quindi avevano attirato la nostra attenzione, sono state, come dire, seguite e abbiamo avuto modo di poter intervenire per tempo, questa volta almeno. Erano armati? Erano armati, avevano 2 armi con matricole a brase e con il colpo, mi dicono con il colpo in canna, e quindi erano nell'apprestarsi a fare una rapina a un istituto di credito locale di Padova, naturalmente. Quest'ora che scena vi siete trovati di fronte? Era una scena particolare perché il personale si è reso conto che stava per accadere un fatto contro legge, cioè stavano per effettuare una rapina e quindi è dovuto intervenire. Bravi ad intervenire in maniera corretta e per evitare ulteriori problemi. Complimenti al questore che tra l'altro ci lascia, no? Il questore di Pordenone. Mi dispiace perché è una persona eccelsa. Quando va? Quando va il 31, A no? fine mese, sì, va in quiescenza. Va in quiescenza Sì. a fine mese, vabbè. Allora